Sportivi siciliani di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. È una puntata importantissima perché oggi presentiamo le nomination della 12ª edizione dei Penalty Awards, il grande evento del calcio dilettantistico che sarà di scena a Caltanissetta giorno 18 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita. Miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior allenatore e anche miglior dirigente. Tutto questo per quanto riguarda la categoria eccellenza e la categoria promozione, mentre invece per la prima categoria verranno presentate le nomination come miglior giocatore, miglior allenatore e miglior dirigente. Partiamo subito e lo facciamo con la categoria eccellenza.
Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici. Abbiamo dunque conosciuto le nomination per quanto riguarda la categoria eccellenza: miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, allenatore e dirigente. Si volta pagina, parliamo del campionato di promozione, guardiamo le nomination 2025.
3 nomination per ruolo: miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, allenatore e dirigente. Sono queste dunque le nomination per la categoria promozione e adesso conosciamo quelle della prima categoria. Per quanto riguarda dunque la prima categoria, le nomination come miglior giocatore, miglior allenatore e miglior dirigente. Abbiamo dunque visto al completo tutta la lista delle nomination della 12ª edizione dei Penalty Awards. Vi ricordo che l'appuntamento è per giorno 18 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria e poi racconteremo le feste delle squadre che quest'anno hanno vinto la loro stagione regolare. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni.
servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Prima parte dedicata alla presentazione delle nomination di questa 12ª edizione dei Penalty Awards. Vi ricordo ancora una volta con ingresso gratuito, giorno 18 giugno alle ore 16 presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. In questa seconda parte invece sfoglieremo l'album dei ricordi di questa stagione e partiamo con la festa del Siracusa Calcio.
oggi una vittoria sicuramente bella, emozionante, che ha dato grandissima soddisfazione a noi e immagino a tutti i nostri supporter. È stata sicuramente una partita tosta, combattuta, siamo stati veramente bravi dal mio punto di vista a disunirci dopo l'1-1 e anzi abbiamo macinato gioco, abbiamo creato tanto e quindi questo è il giusto merito per questi miei ragazzi che sono veramente splendidi. Ci portiamo sicuramente molto perché siamo dal mio punto di vista cresciuti tantissimo sotto ogni aspetto. Siamo partiti sapendo quello che volevamo fare, dovevamo costruire. L'inizio forse per qualcuno è stato ostentato, ma assolutamente non dal mio punto di vista, perché sapevamo che dovevamo costruire con una squadra completamente nuova, con idee completamente nuove, volevamo dare un impianto di gioco importante e c'è sicuramente voluto un po' di tempo, ma tutto sommato la nostra classifica è sempre stata buona. Poi sapevamo che dal girone di ritorno dovevamo cominciare a macinare punti, a fare quello che avevamo studiato e preparato per mesi e devo dire che i miei ragazzi sono stati splendidi perché fino all'ultimo giorno mi hanno seguito sotto ogni punto di vista, mi hanno fatto un campionato veramente veramente bello, importante e che lascia qualcosa dentro di noi. Come si racconta una giornata così? Si racconta con la consapevolezza di aver costruito un percorso lungo 2 stagioni, perché io voglio ricordare che l'anno scorso noi avevamo vinto il playoff nazionale, non ci hanno fatto salire e quest'anno siamo stati primi dal 18 ottobre, 19 ottobre, quindi abbiamo sostanzialmente vinto tutti gli scontri diretti. Oggi, questa sera festeggiamo con la città. Dopo al Granillo è stata veramente una gioia immensa che ci ha fatto capire che siamo stati tanto superiori quest'anno a tutte le squadre che abbiamo incontrato. È una gioia condivisa da un anno di lavoro insieme a tutti, insieme al presidente, a Guglielmino, a tutti questi ragazzi, a Marco Turati, e quindi penso che la gioia sia giusta da festeggiare. È sempre una grande emozione, perché chi ci mette passione e ha il desiderio di aiutare i ragazzi a crescere è una vittoria importante. Io ho vinto campionati di Serie C, di A, ho vinto all'estero, mi mancava il campionato di Serie D, mio figlio l'aveva vinto e quindi adesso l'ho raggiunto e sono contento.
credo che il valore aggiunto di questo risultato che la città aspettava da tempo sia indubbiamente una presidenza che ha tenuto la barra dritta, che ha avuto una grande visione fin dall'inizio e che ha messo il cuore non solo in questa città, ha saputo creare un gruppo affiatato dei grandi professionisti che hanno dimostrato di meritare il professionismo. E credo che un grande grazie vada rivolto a tutti i tifosi, perché anche grazie a loro, il cui cuore non ha smesso mai di battere per la nostra squadra anche nei momenti più difficili, oggi ci possiamo godere tutto questo. Oggi questo sogno diventa realtà, vedere tutta questa gente mi emoziona, mi fa sentire bene, quindi è un qualcosa di eccezionale, è qualcosa che non si può descrivere, si può solo vivere, perché questa città la sento dentro, ormai Siracusa ama me, io amo loro, quindi per me era il minimo correre, dare l'anima, buttare il cuore oltre l'ostacolo, quindi per me è stato facile farlo. Grazie, perché se lo meritano persone che hanno fatto sacrifici, hanno lasciato famiglie a casa, hanno investito i loro soldi, che lavorano, e i tifosi a Siracusa è un qualcosa di eccezionale. Io sono 2 anni qua, mi sento veramente è la marcia in più. Poi a prescindere che ringrazio la squadra, ringrazio lo staff, il presidente, quello che abbiamo fatto oggi ci unirà per sempre. Dopo la festa del Siracusa Calcio, adesso ricordiamo tutti insieme le 2 belle emozioni che ci hanno regalato nel girone A l'Athletic Club Palermo e nel girone B il Milazzo. Benvenuti al racconto della 29esima giornata del girone A di eccellenza. Athletic Club Palermo che cerca l'ultimo mattoncino per costruire il sogno Serie D e lo fa in quel di Trapani al Sorrentino contro la formazione di mister Amoroso. Partono forte i nerorosa, qui Salazar trova l'inserimento di Mazzotta che con il sinistro pesca in area di rigore, Matera che schiaccia di testa, Mistretta devia il pallone ed evita il gol dell'1-0. I protagonisti sono gli stessi, l'esito è differente, qui il pallone di Salazar ancora a trovare l'inserimento di Mazzotta che con il sinistro cerca e trova Matera, deviazione con i difensori dell'Accademia Trapani, pallone che finisce in rete, gol dell'1-0. Rispondono i padroni di casa, qui un pallone che impazza, arriva dalle parti di Cammareri, sinistro che finisce all'angolino, non può nulla Romano, il gol del pari dell'Accademia Trapani arriva dopo pochissimi minuti. Partita aperta e divertente con 2 squadre che badano poco al possesso palla, cercano l'immediata verticalizzazione, qui Concialdi trova Salazar che con il sinistro scarica il diagonale, pallone di poco a lato rispetto alla porta di Mistretta, gol del vantaggio dell'Atletic che arriva sui sviluppi di calcio di punizione, Concialdi pesca in area di rigore, Martignetti che di testa sigla il gol del 2-1, secondo centro in campionato per il giovane difensore dell'Athletic Club Palermo. Quello che stiamo per rivedere non è il replay del gol, ma è il 3-1 dell'Athletic, sempre Concialdi in area di rigore, trova Matera che di testa schiaccia e trova il gol che vale il 3-1, non ha avuto bisogno stavolta di deviazioni il numero 17 dell'Athletic. Accademia Trapani che però non esce dalla partita, continua a proporre il proprio calcio, trova il gol del 3-2 su una bella combinazione, qui scende Campanella, palla al piede, chiede l'1-2 e poi con il destro batte Romano, gol che vale il 3-2.
Viene fischiato un calcio di rigore per l'Accademia Trapani, opportunità del pari. Daguanno sul punto di battuta, fischia il direttore di gara, parte con il destro, il numero 10 dell'Accademia Trapani, colpisce il palo interno e poi più lesto di tutti Benivegna che di testa insacca in rete il gol che vale il 3-3. Con le immagini passiamo al secondo tempo. Salazar scodella in rigore, Micoli di testa, Mistretta si supera, poi Concialdi trova Matera che con il destro batte Mistretta, gol del 4-3 per l'Atletic che vede vicino il traguardo. Al triplice fischio e festa grande a Trapani, vince l'Atletic per 4-3 e questo vuol dire che matematicamente l'Athletic Club Palermo vince il girone A di eccellenza. Festa grande per i ragazzi di mister Filippo Raciti che hanno compiuto una grande impresa dopo 21 anni. Un'altra Palermitana accede alla Serie D. Lo spirito di questi ragazzi e il valore umano di questi ragazzi, perché comunque vincere non è mai semplice, qualche campionato credo che l'ho vinto, però sai, ogni anno ci sono tante difficoltà, quindi loro sono stati bravi ad azzerare tutte le difficoltà, sono stati bravi comunque a stare sempre al primo posto, la prima giornata fino all'ultima, e non è semplice, non è facile. Questo significa una grande mentalità e un grande valore umano, credo, grande, come una D, veramente, come la D. Ho lavorato tutto l'anno e ho cercato comunque di inculcare ai ragazzi, ma credo che alla fine avere un gruppo del genere non è difficile, anzi hanno saputo gestire tantissime situazioni loro da grande squadra, da grande gruppo, perché alla fine sai, i campionati li vince il gruppo, i campionati li vince la famiglia, quella che poi diventi durante l'arco del campionato. Alla fine essere famiglia, essere gruppo è quello che comunque alla fine ti ripaga, alla fine ti paga di questa felicità e di questi successi. Ragazzi grandiosi ragazzi, lo staff, le nostre famiglie, insomma tutti noi ce la siamo meritata. Siamo in Serie D, è un sogno. In questo istante ovviamente parole che si possono usare sono banali, siamo contentissimi e che dirti, è un'emozione indescrivibile, soltanto chi prova queste emozioni può capirmi. Io insieme ai miei soci, amici, abbiamo sudato tutto l'anno, abbiamo sofferto, in silenzio siamo andati avanti perché questo è lo sport nel quale noi crediamo. E adesso siamo in Serie D, abbiamo vinto ieri il campionato di futsal maschile, siamo in Serie B, insomma io meglio di così questa stagione non penso che potesse andare. Grandiosi, sono stati grandiosi tutti, dalla società ai ragazzi, non abbiamo mai mollato, siamo stati sempre sul pezzo, abbiamo avuto una grandissima concorrente. Però alla fine noi abbiamo raggiunto quello che i ragazzi meritavano. Siamo contenti e ripeto, e felici. Adesso festeggiamo, ci godiamo questa serie felici. Pallone in avanti verso la Spada controlla e tira ed è il vantaggio del Milazzo con Ferré. Milazzo in vantaggio al 47esimo minuto con, se non va errato, Ferré. Il direttore di gara osserva l'orologio, il cronometro. Ancora Maldonado per Staris osserva i compagni. È finita. E in questo momento è finito. Milazzo è in Serie D.
Abbiamo fatto una stagione straordinaria, abbiamo fatto una stagione in cui siamo sempre stati primi in classifica, levando 2 settimane, 2 partite in cui ci aveva scavalcato il Modica, però questa squadra è sempre stata protagonista. Veniamo da un percorso di crescita importante, da un percorso straordinario, i meriti vanno a questi giocatori, a questi ragazzi che sono qualcosa di speciale. Se oggi il Milazzo ha vinto il campionato, il merito è soprattutto dei miei splendidi giocatori, di questa società che non ci fa mancare niente, di questa tifoseria, una delle migliori della Sicilia. Il merito è di tutti. Ringrazio la società per avermi scelto, gli amici miei di Milazzo e tutto quello che è successo. Oggi è il momento di festeggiare per loro, per la piazza, per la città che è una grande piazza, una grande città. Subito da domani cominceremo a pensare alla Supercoppa che c'è contro l'Atletic Palermo nella prossima settimana. Grazie a tutti, grazie ai milazzesi che mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno, grazie a tutti voi. Oggi abbiamo affrontato una buona squadra, però avevamo troppa fame di vincere e i ragazzi è giusto che ora si rilassano un po' di giorni e vanno a festeggiare. Ci sono stati tanti momenti importanti di questa stagione, tanti momenti in cui questa squadra ha dimostrato di essere la più forte. Ripeto, il merito vanno a questi splendidi giocatori, vanno a questi ragazzi che dal primo giorno lavorano forte, dal primo giorno ci hanno sempre credono in quello che facciamo, nel lavoro che è quotidiano, e ringrazio il mio staff che è un grande staff. Quindi loro è giusto che si divertono 2 giorni, io devo pensare alla prossima settimana che abbiamo la Supercoppa. Con la scatola dei ricordi di questa stagione 24-25 chiudiamo qui la nostra puntata odierna di Penalty, una prima parte dedicata alle nomination di questa 12ª edizione dei Penalty Awards, mentre invece nella seconda parte abbiamo rivissuto insieme le emozioni delle promozioni di questa stagione appunto che si è conclusa. Ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento chiaramente alla prossima settimana, puntuali ancora una volta con Penalty.
Benvenuti nel nostro faccia a faccia, il face to face con i protagonisti del calcio dilettantistico siciliano. Conosciamo subito la figura del nostro ospite odierno. Amante della propria passione, meticoloso, puntiglioso, determinato. Sempre sul pezzo, in continuo aggiornamento. Sarà così anche nella vita privata? Questa sarà una delle domande che chiaramente porrò al nostro ospite, che vado subito a presentare, Angelo Bognanni. Ciao Angelo, ben trovato. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, Ettore. Allora Angelo, attenzione, saranno 7 domande dove probabilmente conosceremo di più la figura di Angelo Bognanni. E proprio sulla domanda che è stata dettata nella scheda di presentazione mi sembra giusto iniziare. Sei così anche nella vita privata? Puntiglioso, meticoloso e tanto altro? Sì, questo lo dovremmo chiedere alle persone che mi conoscono, però io ti posso dire che molto spesso la mia vita è condizionata dalla mia grande passione, che è il calcio e allenare. Vero, certe volte poi a secondo i momenti della stagione posso essere più o meno nervoso, meticoloso, puntiglioso, però in linea di massima possiamo dire che anche fuori dal campo sono così. Cerco di avere tutto sotto controllo, cerco di avere tutto sotto le mani, perché devo essere sempre il protagonista della situazione. Benissimo. Diciamo così. Allora a questo punto la domanda successiva è un po' trabocchetto, perché dice: ti sei mai sentito ostacolato nei tuoi obiettivi e in quel caso come agisci? A livello di vita personale, di vita privata, nell'arco degli anni alcune volte mi sono sentito un po' ostacolato. Ho cercato di far capire alle persone che avevo di fronte che la mia strada è quella, devo cercare di andare avanti, devo cercare di migliorarmi, e molto spesso le persone di fronte a me lo hanno capito e mi hanno assecondato. Però è capitato anche che chi era davanti a me mi ha messo una specie di muro e io lì ho cercato di scegliere quello che è bene per me. Quindi non sei tanto disposto a fare il muro contro muro? Muro contro muro no, però io cerco di dare tutte le giustificazioni, le spiegazioni per far capire all'interlocutore, alla persona di fronte a me. Sei per il dialogo? Sono sempre per il dialogo, per la condivisione, per il confronto. Poi quando vedo che dall'altra parte c'è un muro totale, io rinunci? Giro e vado avanti per la mia strada, augurando il meglio a chi è stato di fronte a me. Angelo, la tua passione ti ha portato anche a delle rinunce? Sì, io per questa passione che ho da fin da piccolo, da quando avevo 24 anni ho iniziato ad allenare, alleno quindi da 15 anni, molto spesso durante le stagioni, durante questo percorso di crescita professionale ho fatto molte rinunce. Ti posso fare un esempio: quando i miei amici, quando eravamo giovani, uscivano o pensavano a divertirsi, il mio primo obiettivo il sabato era studiare e pensare alla partita dell'indomani. O in estate, quando i miei amici andavano a Ibiza, ti faccio un esempio, io invece il mio obiettivo era andare ai ritiri di squadre di Serie A e di Serie B per cercare di carpire, di studiare i professionisti. E così è stato anche nel 2012, quando sono stato a studiare il ritiro a Châtillon della Juventus di Conte, e da lì mi è partito e mi si è aperto un mondo. Insomma, il tuo sacrificio poi alla fine è risultato certamente positivo per la tua crescita. Diciamo che i sacrifici che ho fatto nella mia vita e nella mia età più giovanile, più adolescenziale, mi ha permesso di fare questo percorso, mi ha permesso di crescere e sto facendo di questa mia passione una vera professione. Parliamo un po' anche della tua vita personale. Nella tua vita privata ti sei mai sentito cacciatore o più spesso invece preda? Allora, è una domanda difficile, si possono aprire vari mondi e vari argomenti, però io preferisco essere un cacciatore. Perché se voglio una cosa devo cercare di raggiungerla, se mi fisso per ottenere quella cosa, farò di tutto per averla tra le mie mani o averla nel mio possesso, tra virgolette. Quindi cerco sempre io di prendere l'iniziativa. Non sei per niente una preda? No, questo no. Benissimo. Vorrei conoscere la tua emozione più forte che hai avuto e che metti sempre in primo piano quando c'è da tirare fuori un ricordo che ti emoziona. Una domanda importante. La mia vita è fatta di tante cose importanti, di tante tappe importanti, di tante situazioni personali e private. Sono cose molto personali. Diciamo che la mia vita, la mia crescita professionale, la mia visione delle cose è cambiata tanto quando c'è stato l'incidente del 2001 di mia nonna, che teneva molto a me. Io a lei ero molto legato e le promesse che ho fatto a lei
alcune settimane prima che succedeva quell'incidente, li sto portando avanti adesso. Quando io prometto a mia nonna, io cerco di essere una persona per bene, cerco di raggiungere e di perseguire nella mia strada personale. A distanza di 24 anni ti posso dire che sto cercando di mantenere quelle promesse. Quasi tutti i tuoi colleghi hanno sempre raccontato le emozioni, che so, di una partita o di un gesto atletico. Tu invece, mi sorprendi, racconti soprattutto un'emozione personale vissuta con una persona cara. Una persona cara che mi ha cresciuto insieme a mia madre, mi ha indirizzato, secondo me, nella parte migliore della vita, nell'essere sempre rispettoso, nell'essere sempre se stesso e nell'essere sempre educato verso gli altri. Questo modo di vedere mi ha facilitato nel mio percorso, mi ha fatto crescere, Ti ha forgiato. mi ha fatto pian piano, con l'esperienza, con gli anni, fatto vedere le cose sotto una lente particolare. E poi, come ti posso dire, l'ultimo avvenimento che mi ha un po' segnato a livello professionale è stato il corso UEFA che ho fatto a Coverciano. Ho fatto il corso di giugno e mi preme dire che sono entrato senza deroghe, senza raccomandazioni, senza nessuna chiamata particolare, ma solo con i miei sacrifici, gli anni di allenamento, gli anni di studio, con la laurea e con tutto il percorso che ho fatto a livello professionale. Perché ci tieni a sottolineare questa cosa? Perché molto spesso in Sicilia si parla di Bognanni come quel ragazzo che dice dove vuole arrivare. Quel ragazzo che è partito dal basso, quel ragazzo che è partito a 24 anni dalla seconda categoria, ha scalato molte categorie e sta cercando di costruirsi. E fare un corso UEFA a giugno, che è quello più difficile, con Andanovic, con Ribéry, con Diamanti, con Criscito, con Antonini e con tanti altri colleghi importanti, come ad esempio Gaspare Cacciola della Sicilia, mi ha permesso di crescere, mi ha permesso di vedere le cose a 360 gradi e ti posso dire che quell'esperienza mi ha molto forgiato. Mi piace questa tua confidenza, complimenti, perché insomma raccontandola ti sei un po', in un certo senso, ancora una volta più identificato. Mare o monti? Quale di queste località preferisci come meta, se c'è, nella tua vacanza? Allora, diciamo che vacanze ne faccio poche e niente. Immaginavo. Perché per noi allenatori, o almeno per me, il periodo di giugno e metà luglio dovrebbe essere il periodo delle vacanze, invece noi siamo sempre costantemente a telefono, siamo sempre lì sul pezzo, siamo sempre con i direttori a sentirci 100 volte al giorno. È una fase di programmazione. Però se potessi scegliere, ti dico che preferisco la montagna, più serenità, più tranquillità, riflessiva, più riflessiva. Dove posso stare meglio, meno caos, meno caos, bravo, perché vivo di caos tutto l'anno, quindi almeno quel mese stacchi la spina proprio per l'occasione, per stare un po' più sereno. Senti, che rapporto hai con i tuoi amici veri? Vuoi un feeling diretto oppure ti sta bene un rapporto così anche saltuario? Allora tutti diciamo che abbiamo tantissimi amici, ma secondo me gli amici veri sono pochi. Io ho pochissimi amici veri di cui mi fido ciecamente. Preferisco avere un contatto diretto, avere un rapporto diretto, e se c'è qualche cosa che loro non sono d'accordo con me, a me mi fa piacere quando mi dicono: Angelo, secondo me questa cosa è così. E quindi sentire l'opinione anche dell'altro di cui ti fidi e hai un gran rapporto per me è importante. Per me è importante perché certe volte mi riescono a far vedere le cose a 360 gradi. Ma non perché tu non sia riflessivo, ma il parere forse anche di una persona cara ti aiuta a completare magari il comportamento che devi attuare. Perfetto, il parere di una persona cara di cui tu ti fidi ti può servire su determinate situazioni. Non parlo a livello professionale, perché nella vita, nella diciamo, sfera professionale io ascolto solo i collaboratori tecnici che ho, ma nella vita il parere di un amico è importante. Quindi scendi per bene la parte, diciamo, sportiva, lavorativa con quella privata. Bravo, sì, perché gli amici che ho, metà fanno parte del mondo del calcio e metà no, addirittura il calcio non gli piace, quindi a secondo... Ma forse mi sa che i suggerimenti migliori arrivano da quella parte. Sì, su molte cose. Perché sono spensierati. Sono spensierati. Senza interesse. E dicono le cose così di getto, come gli viene, senza interesse. È vero. Sei pronto sempre a metterti in gioco. Questo non rischia di sembrare che la tua vita è sempre piena di difficoltà? Oppure il tuo stato d'animo ha l'esigenza di essere sempre stimolato? Entrambe le cose. Io vivo di pressione, io vivo di stimoli. Ne abbiamo parlato anche in questi giorni. Per me, per come vedo io la vita, è sempre un continuo miglioramento, è sempre un continuo studio, è sempre un continuo approcciarmi su qualcosa che mi stimola a qualcosa di nuovo.
Abbiamo appena vinto il campionato di eccellenza. Il mio primo obiettivo, se è possibile, è quello di fare una buona Serie D. Ci sono allenatori che invece scelgono di rimanere nella categoria che hanno vinto dell'eccellenza per cercare di rimanere lì nel loro habitat naturale. Invece io no, cerco sempre qualcosa di nuovo, se è possibile, se ci sono le giuste condizioni, perché è una continua sfida con me stesso. Questo fa parte in un certo senso anche del tuo carattere, no? Guardare sempre avanti per alzare sempre di più l'asticella. Sì, perché ripeto, ritorniamo sempre alla mia crescita, al mio modo di vedere la vita. Il giorno in cui io dirò mi accontento, per me, secondo me, è finita. Invece se uno cerca sempre di migliorarsi, poi ci possono essere degli errori, fa parte della vita, fa parte dell'essere umano, però uno deve avere sempre ambizione, secondo me. Io credo che tu ti sia raccontato in una maniera così schietta, così libera, che mi fa piacere, perché abbiamo conosciuto anche Angelo Bognanni al di là di quello che è il rettangolo del gioco, perché spesso e volentieri ti vediamo giustamente molto intenso, adrenalinico al massimo. Sì, dentro il campo, chi lavora con me lo sa, quando io mi metto la tuta, entro dentro il campo, o durante il microciclo settimanale di lavoro, o durante la partita della domenica ufficiale, io divento un'altra persona. Ma finendo l'attività professionale, appena esco dal campo, io sono il primo a ridere, a scherzare, a tenere banco, tra virgolette. Angelo, abbiamo esaurito le 7 domande, ma io adesso, dato che tu mi parlavi diciamo della panchina che vivi in quella maniera, mi sorprende una cosa, che tu usi sempre un cappellino. Sì. È una forma scaramantica oppure insomma ti fa stare bene a prescindere dalla scaramanzia o meno? No, non è una cosa scaramantica, è una cosa che mi fa stare bene, perché ormai mi identifico con quel cappellino. Quindi se ad esempio ho la tuta blu, metto il cappellino blu. Se ho qualcosa di scuro nero, mi metto il cappellino blu. Vado di comune accordo con lui. Infatti ogni tanto gli parlo, dico ci siamo. Benissimo. Angelo, ti ringrazio. Grazie. Sei stato veramente originale e soprattutto vero, perché la trasmissione Face to Face nasce proprio per raccontarsi in una maniera vera, e credo che tu insomma hai fatto questo. E mi sono trovato benissimo, perché ho risposto di getto, ho risposto per quello che sento dentro. Grazie Angelo, buona fortuna per tutto. Grazie a voi, grazie per l'invito. Bene, abbiamo concluso qui lo spazio del nostro Face to Face, appuntamento al prossimo. È l'evento più importante del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto giorno 18 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita per la 12ª edizione dei Penalty Awards, la passerella che più amano i dilettanti. Esserci è un sogno.